livello mondiale il controllo delle infezioni è una priorità. Nel 2050 circa 10 milioni di persone potrebbero perdere la vita a causa di un'infezione da batteri multiresistenti. Per evitare questo pericolo è importante agire in più ambiti, a livello dell'agricoltura, negli allevamenti intensivi, sugli spostamenti nei viaggi e anche in ambito sanitario. Ognuno di noi, in ospedale come negli ambulatori, deve fare la sua parte. Il medico deve prescrivere la terapia corretta per un microrganismo sensibile, il farmacista come me deve erogare una terapia indicata e garantire la disponibilità e il paziente deve attenersi a delle regole, deve assumere la dose corretta, all'intervallo di tempo corretto, prima o dopo il pasto. Nel caso di interazioni o nel caso di effetti collaterali sarà tenuto ad informare il medico. A partire dal 10 luglio fino al 31 luglio, presso le farmacie aperte al pubblico e anche presso l'Istituto Oncologico Veneto, sarà possibile compilare un questionario per valutare il grado di aderenza dei pazienti sul tema dell'antimicrobico resistenza. Il questionario sarà accessibile tramite telefono o dispositivo elettronico, inquadrando il QR code che troverete sulle locandine esposte, o in alternativa si potrà compilare su modulo cartaceo nelle sale d'attesa o mentre si aspetta una visita, mentre si aspetta la terapia. Non esitate a chiedere aiuto al personale sanitario in caso di difficoltà. I risultati saranno resi noti in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza delle Cure, prevista per il 17 settembre, giornata durante la quale si terranno degli incontri in tutte le ASL del Veneto proprio per discutere insieme di antimicrobico resistenza. La vostra opinione è importante. Compilate il questionario. Vi ringraziamo fin d'ora della collaborazione.